Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live del vostro Marietto Veneziano in cui parliamo ancora della situazione attuale che sta vivendo l'Europa tramite questa invasione dell'esercito russo che trova una forte opposizione in un piccolo stato, sì, di 44 milioni di abitanti che è l'Ucraina, ma trova una forte opposizione che non si aspettava e quindi sta rallentando praticamente l'invasione. Adesso le truppe sono vicino a Kiev, ma sanno benissimo che se entrano con i carri armati ci sarà guerriglia urbana e molto probabilmente questi carri armati verranno fatti saltare. Quindi poi bisogna anche valutare l'effetto umano, cioè i cittadini dell'Ucraina stanno difendendo la loro terra, invece i soldati russi sono lì per morire per il volere degli oligarchi russi. Ricordiamoci anche che l'Ucraina è sempre stato un stato vessato dalla Russia sotto il dominio di Lenin e Stalin. Vi voglio ricordare che ogni giorno morivano 25.000 ucraini di fame, mentre il grano veniva venduto a basso prezzo all'Europa. Quindi gli ucraini nel loro DNA hanno sicuramente qualcosa contro i russi, forse perché per 20 o 30 anni sono stati decimati sistematicamente. In più l'Ucraina è anche ricca nel sottosuolo di minerali importanti che vende all'Europa, quindi questa invasione sicuramente lederà molto all'Europa. Ma andiamo avanti e guardiamo un po' la situazione invece nel nostro territorio europeo, e sto parlando della Svizzera, della Germania, dell'Italia, che in questo periodo ha aperto, a parte l'Italia, ha aperto col Freedom Day, cioè hanno tolto quello che in Italia viene chiamato il Green Pass, in Svizzera il certificato Covid. Invece in Italia è rimasto. Questo non fa altro che indebolire perché è una, come si dice, decisione politica, non fa altro che indebolire la nostra economia, no? Imponendo una cosa che di scientifico non ha nulla a che vedere, perché il progetto fondamentale di questo draghetto che sta pilotando questa situazione è di indebolire l'economia per fare in modo che multinazionali poi con due soldi di cioco, no? Come si dice, possa comprare pezzi di industria importanti italiana. Quindi diciamo che la situazione con i nostri politici che stanno al governo non è sicuramente delle migliori, anzi siamo in una posizione di svantaggio in confronti di altri stati come l'Inghilterra, la Svizzera, la Danimarca e quant'altro. Quindi cosa si può vedere all'orizzonte? All'orizzonte si può vedere che se perdurerà questo stato di necessità, questo stato di dittatura farmacologica, l'economia italiana ha già perso in questo periodo, in questi 2 anni, più di 1 milione di posti di lavoro, sono aumentate chiaramente eh, gas, elettricità e quant'altro. Il comparto industriale si è praticamente indebolito, siamo costretti a comprare energia dalla Francia che ha energia nucleare, mentre noi abbiamo deciso di non avere il nucleare. Sicuramente è stata anche una buona scelta in quella direzione, perché nel futuro, come vi ho detto, nel futuro prossimo ci sarà sicuramente una guerra e quindi non avere centrali nucleari in casa fa sempre respirare un po' meglio. Comunque le nostre industrie sono costrette a comprare elettricità da stati amici, no? Però chiaramente a un prezzo più alto che le loro industrie nel loro stato. Quindi questo periodo qui, fra il Covid che ha decimato l'industria italiana per via di restrizioni che non hanno oh, un seguito reale, cioè praticamente adesso quasi tutti i virologi, no? Si stanno rimangiando la parola e capiscono che sono stati usati come gli utili idioti, no? Perché il piano principale era destrutturizzare
il comparto industriale italiano e siamo sulla giusta strada per loro, nel senso che ci stanno riuscendo. In più abbiamo un aumento in alcuni casi del 300% dei costi dell'energia, sia metano che gas. In più abbiamo questo attacco scellerato della Russia a uno Stato sovrano democratico che è l'Ucraina e siamo legati a doppio filo a una rete di tubature che ci portano il metano dalla Russia, il quale gli Stati Uniti hanno deciso di bloccare. Questo cosa comporterebbe per noi italiani? Un crollo di tutto il comparto industriale, perché è chiaro che se non abbiamo neanche più il metano, che già ci è aumentato del 300%, la situazione diventerà grave il prossimo inverno. Quindi cosa sta succedendo in Italia? In Italia, al di là che ci ruberanno per pochi soldi il comparto industriale, sta succedendo che stanno creando una nuova fascia di poveri. Come già detto 6 mesi fa, qui ci troveremo con quasi 14 milioni di poveri in più, cioè avranno sicuramente la casa ma non riusciranno a pagare il mutuo, avranno il cellulare ma non riusciranno a pagare il costo, avranno un appartamento ma non riusciranno a pagare l'affitto. Questo non è colpa delle persone, ma è colpa di quegli scellerati che sono stati messi a guidare questo grande barcone, questo grande stivale, ma che in realtà erano agenti di altri stati, che sono agenti di altri stati prezzolati da banche. Secondo quello che ho visto al Marietto, noi ci salveremo solamente perché la Russia, attaccando l'Europa, farà sparire questi personaggi qua. E purtroppo non sempre certe maledizioni sono negative. In questo caso qui, questo esercito russo che invaderà l'Europa fra qualche tempo taglierà le gambette a queste multinazionali, a queste società segrete, a queste consorterie, queste lobby che pilotano la popolazione. Bene, cari amici, grazie e alla prossima. Ciao.